medico per un'anziana di 85 anni spinta a terra e derubata da un gruppetto di ragazzi a Rialto. L'episodio scuote Venezia. Il prefetto parla di fatto isolato ma chiede una presa di responsabilità da parte delle famiglie. Ennesima aggressione a un sanitario, guardia medica malmenata ieri sera a Portogruaro da un paziente tossicodipendente a cui si era rifiutato di prescrivere dei farmaci. Blitz dei carabinieri contro lo spaccio di cocaina, 14 arresti fra Venezia, Padova e Treviso, in manette 6 italiani e 8 albanesi con base a Mira. Il gruppo di malviventi ha minacciato di dare fuoco a un debitore. Zone rosse dopo le sanzioni, presidio in stazione a Padova a favore dei senza tetto, non multare la povertà, l'invocazione in giornata faccia a faccia tra vescovo e questore. Danneggiamento, furto, mail pornografica ai compagni, scoperti gli autori del raid vandalico alla scuola media di Bovolenta, denunciati dai carabinieri 5 alunni minorenni. Sit-in di studenti e lavoratori precari all'inaugurazione a Venezia dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari. Chiediamo iniziative per monitorare i contratti di lavoro. La Giunta regionale del Veneto ha chiesto la calamità naturale per l'emergenza granchio blu per l'anno 2024, quasi 2000 le tonnellate di prodotto rimosse e transitate dai mercati ittici. Per non dimenticare il dramma delle foibe, fa tappa in stazione a Padova il treno del ricordo, le vittime dell'esodo, protagoniste della mostra a bordo di 4 vagoni. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli. A Venezia un trauma cranico per un anziano 85enne spinta a terra derubata da un gruppo di ragazzi a Rialto. L'episodio scuote la città, il prefetto parla di fatto isolato ma chiede una presa di responsabilità da parte delle famiglie. Spintonata a terra e derubata a 85 anni da una banda di giovanissimi. È successo al Ponte dei Isogatoi, a San Giovanni Grisostomo, a pochi passi da Rialto. Se oggi una rapina può non fare più notizia, il fatto che però avvenga nel cuore di Venezia, in un orario tranquillo come le 19:30, ad opera di minorenni e procurando un trauma cranico a un'anziana, ha creato una forte sensazione in città. La borsetta è stata recuperata, i ragazzini individuati e denunciati dalla polizia, ma le circostanze della vicenda sono tali da imporre una riflessione più ampia su ciò che avviene a Venezia. Lo consideriamo assolutamente un fatto isolato, non abbiamo segnali e sentori di questo tipo di presenza, anzi la città mi sembra assolutamente tranquilla sotto questo punto di vista. Abbiamo bisogno di approfondire, tenendo presente che il primo soggetto che deve essere preso in considerazione sono le famiglie. Come quasi tutta Venezia, anche San Giovanni Grisostomo è caratterizzato ormai da un flusso ininterrotto di turisti e gli esercizi commerciali sono prevalentemente bar, ristoranti e negozi di souvenir. Qui in realtà più che per le baby gang l'allarme è per i borseggiatori, i cosiddetti pickpocket. Apre di borsa, prendi borsa, telefono, cellulare, questo. Hai visto anche bande di ragazzini, di ragazzi molto giovani? Tutti e due c'è. Il termine baby gang viene usato ed anche abusato. Io ho visto operare baby gang in altre realtà molto più pericolose. La polizia è intervenuta immediatamente, tant'è vero che sono stati subito fermati questi ragazzi. Ci sa dire qualcosa? Sono italiani, stranieri, sono veneziani? No, queste sono attività che richiedono un approfondimento, che sono sotto la direzione dell'autorità giudiziaria e quindi saranno sviluppate in seguito. Per le Calli, dove evidentemente di certi fenomeni si comincia ad averne abbastanza, c'è chi non disdegnerebbe misure più spicce. Se trovo qualcuno adesso che fa una roba del genere... Cosa fa? Lo prendo qua per il copin, detto in veneziano, così no. Sputa l'osso, dico. Perché non puoi neanche mettere le mani addosso perché ti denunciano. Sai com'è la storia, no? Ancora aggressione ai sanitari è successo ieri sera a Portogruaro. Ennesimo caso di violenza ai danni di un operatore sanitario. La vittima, una guardia medica che aveva iniziato il turno di continuità assistenziale a Portogruaro. Aggredito prima a parole e poi a spintoni. L'aggressore aveva chiesto al medico una prescrizione per farmaci legati al consumo di sostanze stupefacenti, ma quando il dottore ha spiegato che non poteva esaudire la richiesta, la situazione è rapidamente degenerata. L'uomo, irritato dal rifiuto, è passato alle mani e ha spinto violentemente
violentemente il medico a terra, causandogli un trauma alla spalla. Il dottore ha lanciato l'allarme. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare l'aggressore per poi portarlo in caserma. Il direttore generale dell'ASL 4, Mauro Filippi, è arrivato sul posto per verificare le condizioni della vittima e offrire il suo sostegno. Nell'ASL 4 le aggressioni sono in continuo aumento, 108 nel 2024, di cui 15 con danni fisici rispetto alle 133 del 2023 con 20 danni fisici. I luoghi più a rischio, soprattutto il pronto soccorso, le aree di degenza, i servizi psichiatrici e ambulatoriali. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso preoccupazione per il fenomeno, chiedendo fermezza e certezza della pena per gli aggressori e sottolineando l'importanza di applicare le normative recentemente approvate dal Parlamento. Il senatore Andrea Martella, il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, ha sottolineato che la solidarietà da sola non basta, servono risorse finanziarie adeguate per l'efficacia delle norme, oltre alla necessità di rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie. Dario Rossi della CISL Venezia ha espresso solidarietà al medico, affermando che è inaccettabile sentirsi insicuri sul posto di lavoro, servono pene certe per gli aggressori. Blitz dei carabinieri contro lo spaccio di cocaina, 14 gli arresti tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Un'operazione condotta alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Venezia ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un vasto traffico di cocaina tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Gli arrestati, 6 italiani e 8 albanesi, sono imputati di detenzione ai fini di spaccio ed estorsione. 11 sono stati portati in carcere, 1 è stato posto agli arresti domiciliari e 2 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Allora, è stata sequestrato 1,5 kg di cocaina pura e il volume d'affari era di circa 150.000 euro al mese, considerato che ciascuno dei 5 spacciatori riusciva a vendere circa 300 grammi di cocaina al mese al costo di 100 euro al grammo. Le forze dell'ordine hanno condotto operazioni simultanee in Italia e all'estero. Alcuni degli indagati sono stati localizzati anche in territorio estero, motivo per il quale è stata chiesta la collaborazione alle autorità tedesche, spagnole e albanesi, che sono state attivate per il tramite del servizio di cooperazione internazionale. Le indagini durate 2 anni hanno rivelato che gli spacciatori non risparmiavano la violenza in caso di mancati pagamenti. Diversi gli episodi di crudeltà documentati. In un caso gli arrestati avevano pianificato una spedizione punitiva contro un uomo accusato di aver presentato un nuovo cliente che non aveva saldato un debito di circa 5.000 euro. La vittima era stata immobilizzata su una poltrona, cosparsa di alcol etilico e minacciata di essere incendiata con un accendino. Fortunatamente in quell'occasione la compagna della vittima è riuscita a chiamare il 112 e quindi la pattuglia dei carabinieri, che è intervenuta tempestivamente sul posto, è riuscita a scongiurare il tragico epilogo. Attraverso appostamenti, servizi di osservazione e indagini economico-finanziarie, i carabinieri hanno ricostruito il modus operandi dell'organizzazione e individuato la base operativa del gruppo in un appartamento a Mira. Grazie al loro agire oggi la nostra città è più sicura. Credo che questa operazione possa dare molte risposte in termini di sicurezza e di prevenzione del reato. I carabinieri sono anche riusciti a sequestrare un registro contabile dove era minuziosamente scritto parte del loro giro d'affari per un totale di oltre 720.000 euro. Zone rosse dopo le sanzioni, il presidio in stazione a Padova a favore dei senza tetto in giornata, poi faccia a faccia tra il vescovo e il questore. Un appuntamento in stazione portando qualche sacco a pelo per improvvisare un bivacco e per manifestare solidarietà alle 2 senza tetto multate. In 200 ieri sera si sono ritrovati nel piazzale della stazione di Padova, dove di solito sostano le 2 donne multate per bivacco come previsto dal regolamento di polizia urbana. Un'azione che fa seguito all'intervento del sindaco di Padova Sergio Giordani e le parole diffuse in una nota dalla diocesi che invita ad una maggiore collaborazione tra le istituzioni e richiamano alla difesa e alla tutela delle fragilità. Tra i presenti una folta delegazione di Coalizione Civica con le consigliere comunali Marta Nalina e Chiara Gallani. Fare una zona rossa a Padova oggi significa voler far passare un messaggio che Padova è una città insicura,
che deve essere difesa, che siamo in una sorta di zona di guerra, in un conflitto e tra le persone ci sono conflitti, è proprio creare un clima di paura e poi volerlo anche affrontare in questa maniera insensata che arriva a marginalizzare per esempio la povertà, come poi è successo, che era quello che temevamo. Si è accerchiata una zona, sono aumentati i controlli, si sono messe alla berlina persone con problemi che potremmo avere tutti noi, che cerchiamo di affrontare quotidianamente in maniera diversa e invece ci si ritrova a marginalizzare la povertà. Questo non è accettabile. Alla manifestazione hanno partecipato anche tante associazioni come Giuristi Democratici, Padova Insieme e anche rappresentanti della Commissione degli Stranieri. Dobbiamo proprio stare attenti ai messaggi che mandiamo a casa, anche quello che sta succedendo in questi giorni da Zona Rossa. I ragazzi, soprattutto di colore, hanno paura, vedono i poliziotti e iniziano a correre. Ok? Anche è successo ieri in via vicino Pedro, dove un ragazzo nigeriano ha visto i poliziotti, i carabinieri, lui con la bicicletta ha iniziato a scappare. La cronaca ci porta a Venezia perché a nulla è servito l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Alessandro Dalmaschio, 60 anni, è morto al campo di calcetto mentre giocava con gli amici. Fatale un malore che non gli ha lasciato scampo. Al loro arrivo i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma per Dalmaschio non c'era più nulla da fare. La tragedia ieri sera al Lido di Venezia. Sono stati scoperti intanto i vandali di una scuola media di Bovolenta, 5 alunni minorenni denunciati dai carabinieri. Hanno appena 13, 14 e 15 anni, ma sono accusati di danneggiamento, furto aggravato, accesso abusivo al sistema telematico e violazione di corrispondenza. Sono stati individuati e denunciati i responsabili dell'atto vandalico avvenuto lo scorso 20 gennaio alla scuola media Clemente Sibiliato di Bovolenta. Sono 5 allievi minorenni. L'episodio era stato scoperto a rientro dal fine settimana. La porta posteriore della scuola era stata sfondata a colpi di mattone, le aule messe a soqquadro con estintori svuotati sui pavimenti, pareti imbrattate e la sala insegnanti violata. Gli studenti avevano addirittura rubato del denaro. Poi si sono accaniti su un computer imbrattandolo e riuscendo a inviare mail a sfondo pornografico ad alcuni studenti. Le indagini hanno accertato che l'incursione era avvenuta il sabato precedente. Fondamentali per l'identificazione dei presunti responsabili tutti gli allievi dell'istituto, gli accertamenti eseguiti sui luoghi e la collaborazione della scuola. La protesta di studenti e lavoratori precari all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari. E quindi dichiaro ufficialmente aperto il 157° anno accademico dell'Università Ca' Foscari Venezia. Il contrasto è stridente anche dal punto di vista musicale. Dentro l'auditorium di Santa Margherita, intitolato al filosofo Emanuele Severino, si celebra l'apertura del 157° anno accademico dell'Università di Ca' Foscari. Fuori, assieme a studenti e studentesse, ricercatori, dottorandi e varie figure precarie, manifestano contro quello che viene definito il disagio e l'incertezza lavorativa in cui sta sprofondando il mondo universitario. La richiesta molto semplice che abbiamo fatto è quella di esercitare maggiore trasparenza e di capire esattamente quali tagli sono stati decisi per Ca' Foscari, secondo quali criteri. Tanto più in un momento in cui si sta andando verso una costante escalation che porta lo spostarsi dei fondi dal welfare e dei nostri servizi verso per esempio quella che è l'industria bellica. Preoccupa sia il taglio di oltre $500 milioni al fondo di finanziamento ordinario universitario, i cui effetti si starebbero già avvertendo anche a Venezia, che la riforma del preruolo, accusata di moltiplicare le forme contrattuali per i già precari dell'Accademia e sostanzialmente trasformare i ricercatori in assistenti di ricerca. Noi siamo molto spaventate all'idea di un domani molto probabilmente non riuscire a lavorare con contratti degni all'interno delle università. Studenti e studentesse magari hanno l'idea di affrontare un percorso come il dottorando, la ricerca, questo non li fa altro che desistere. Abbiamo chiesto in Senato accademico, quello in cui si è parlato di tagli, di prendere una posizione da parte dell'università e di fare un'interruzione della didattica. Questa richiesta è stata completamente ignorata e ci hanno detto loro di mobilitarci perché loro non potevano farlo e quindi noi siamo scesi in piazza. Noi però chiediamo e vogliamo che la nostra rettrice prenda una posizione chiara e netta contro questi tagli perché semplicemente non è accettabile pensare
pensare di vivere in un futuro assolutamente precario, in più in una città nella quale è già difficile di per sé trovare un lavoro, trovare una casa. Container movimentati sempre più spesso tra le basi americane vicentine, i cittadini chiedono più trasparenza. Il piano deve essere un piano provinciale, deve essere coordinato dalla prefettura e deve coinvolgere quantomeno i comuni che hanno basi militari, quindi Vicenza, Arcugnano, Longare e la stessa provincia, perché chiaramente questi mezzi girano, arrivano dalle autostrade, passano per la ferrovia e quindi è importante che questi rischi vengano valutati. Resta alta la preoccupazione dei cittadini radunati in 38 associazioni per la movimentazione di materiale pericoloso tra le basi americane. Non esiste ancora un piano di gestione del rischio provinciale che disponga regole comuni, chiare e trasparenti, soprattutto per il trasporto di materiale a rischio chimico, batteriologico ed esplosivo. La mobilitazione popolare si era già attivata l'estate scorsa per la decisione americana di dispiegare batterie di missili a corto raggio anche nelle basi vicentine. Dopo un incontro con il prefetto per ottenere rassicurazioni in tema sicurezza, ai cittadini è stato confermato solo lo stoccaggio di una batteria di missili Vushorad in previsione di un dispiegamento all'estero. Un'informazione che ha allarmato l'UNESCO, che ha chiesto informazioni più precise sul contenuto dei container movimentati nel territorio iberico, contrassegnati da specifici pittogrammi normati. La risposta è stata data dal comando della SETAF, che ha riconosciuto il trasporto di merci pericolose di diverse categorie, però ha opposto un rifiuto, diciamo, all'indicazione di materiali pericolosi trasportati in base a un regio decreto del 1941 che è stato abrogato circa 15 anni fa. Quindi noi abbiamo segnalato che gli organi competenti e le istituzioni competenti che chiaramente una risposta del genere non è pertinente e che va motivata in maniera diversa. Della questione il Comune ha interessato il Ministero della Cultura e quello della Difesa. Granchio blu, il Veneto chiede lo stato di calamità naturale. Ascoltiamo l'assessore Corazzari. Si tratta di una dichiarazione che ci permetterà di avviare le procedure di indennizzo e di sostegno del settore. Stiamo facendo un lavoro di squadra con risorse regionali, risorse derivanti dai fondi europei regionali e anche con una collaborazione con il commissario governativo al Granchio Blu e con il governo. Solo insieme possiamo dare delle risposte emergenziali oggi per sostenere il settore per il futuro, perché noi ci teniamo a che il mondo della pesca e acquacoltura continui a esistere per il futuro, non solo per motivi economici, ma anche perché è una parte importante della nostra identità, della nostra tradizione e cultura. Serve un sostegno immediato e serve anche una capacità di elasticità nel rivedere, riprogrammare e rimodulare le modalità di lavoro, di intervento, di allevamento, che faccia sì che si possa continuare a produrre coesistendo con la specie invasiva del granchio blu. Parliamo di fine vita. Dopo la legge della Regione Toscana abbiamo sentito il parere dei cittadini. La politica dovrebbe dare delle disposizioni, ma alla luce delle necessità di chi vive il problema. È giusto che ci sia, che i politici arrivino a qualche cosa, insomma, che regolino un attimo. Penso che dovrebbero essere cose normate per legge, dando la possibilità a chi vuole poter accedere a questo tipo di cose. È giusto che anche qui in Italia ci sia questa legge, che secondo me è un passo avanti anche di civiltà vera e propria. È giusto che uno possa dire basta, scegliere, non tanto per sé ma anche per gli altri, soprattutto quelli che gli stanno intorno, che soffrono forse più della persona stessa. Penso che dovrebbe essere dato proprio libero arbitrio al cittadino. Uno, secondo la sua coscienza, dovrebbe essere in grado di decidere se porre fine alla sua vita oppure tentare, non so, fidarsi ai medici. Lì dopo si spera in un miracolo, magari anche qualcuno che ci crede. Serve una regolamentazione, ma però bisognerebbe anche lasciare un po' la scelta a chi vive quei momenti particolari, tragici, difficili, e quindi non ci vorrebbe un ostacolo, ma ci vorrebbe una collaborazione per queste figure. La politica dovrebbe lasciare la libera facoltà di scelta a chi sta
purtroppo soffrendo e può decidere della propria fine come della propria vita. Il treno del ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe, siamo a Padova. I treni devono collegare la gente, portare cultura, essere simbolo della libertà. Mai più treni piombati, carichi di famiglie senza nulla, che si guardano attorno smarriti cercando di capire come e dove potranno ricominciare il loro futuro. I treni devono permettere a tutti di viaggiare, di scegliere dove andare. E così, nel giorno del ricordo, che grazie a una legge del 2004, ogni 10 febbraio, ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano e dalmata, fa tappa alla stazione di Padova il treno del ricordo. 4 vagoni che ospitano una mostra multimediale e l'esposizione di ciò che avevano con sé istriani, fiumani e dalmati durante la fuga verso l'Italia del secondo dopoguerra. Significa anche colmare taluni buchi neri della storiografia e significa anche rendere omaggio e quindi dignità a fatti e personaggi, a vittime. Ci sono nomi che ricordiamo, ma c'è una moltitudine di sconosciuti, e non solo nell'eccidio delle foibe ma anche nell'esodo, moltitudini senza nome che noi abbiamo il dovere di ricordare e la cui memoria dobbiamo difendere. Sul treno che ripercorre idealmente il viaggio degli esuli, l'esodo, il viaggio del dolore e i ricordi di una vita. Dopo Trieste e Padova farà tappa a Bologna, Roma, Napoli, Lecce e Sassari. Gli esuli finalmente non saranno dimenticati. La famiglia di Italia Giacca, che fa parte dell'associazione Venezia Giulia Dalmazia, è originaria di Stridone, paesino al centro dell'Istria. Felice dell'iniziativa, lamenta solo un neo nella comunicazione. La nostra tragedia, sappiamo, si compone di 3 momenti: le foibe prima, quell'orrore, poi quella tragedia dell'esodo e poi 50 anni di silenzio. Negli interventi odierni è stata proprio una mancanza nei nostri confronti, perché nessuno ci ha menzionati, con il dovuto rispetto. Nelle foibe persero la vita centinaia di migliaia di persone. Gli italiani e i familiari di chi visse questo dramma oggi si sentono meno soli. Sanremo ieri sera, la prima serata, il ricordo anche di Sammy Basso, l'emozione di mamma Laura Lucchin. Amava la vita, ci ha insegnato cosa vuol dire amare la vita. Così Carlo Conti, dal palco del Teatro Ariston, durante la prima serata di Sanremo, ha voluto ricordare, assieme a Giovanotti, Sammy Basso, il giovane biologo affetto da progeria che ancora oggi, a 4 mesi dalla sua scomparsa, fa sentire l'eco del suo essere, perché il suo piccolo e fragile corpo non c'è più, ma è qui, più forte che mai, tutto quello che ha costruito in termini di rapporti umani, di emozioni e, non scordiamolo, di ricerca scientifica. Così chiunque l'ha conosciuto, incontrato anche solo una volta, non ha potuto far altro che gioire del fatto che ancora una volta dalla TV nazionale si sia ricordato Sammy con il suo grande amore per la vita, per la bellezza della quotidianità, per la condivisione che lo ha sempre contraddistinto. Tanta l'emozione della mamma Laura Lucchin. Una grande emozione. So che con Giovanotti si sentivano, parlavano spesso quando andava ai suoi concerti, che non andava lì solo alla sera, però tutta la giornata, dunque dietro alle quinte, parlavano tanto, discutevano di tutto e si è restaurato fra loro un forte legame. Sammy apprezzava tanto Giovanotti e Giovanotti apprezzava tanto Sammy, e si è visto ieri sera. Infatti è emerso questo fortissimo legame tra i due e soprattutto è emersa la gioia dello stare insieme. Sì, tanta. Stare insieme loro due, stavano bene. Stava bene Sammy e ci ha confermato che stava bene anche Giovanotti. E adesso stiamo vedendo che tutte queste persone, o in un modo o nell'altro, parlano ancora di Sammy. Il presidente Mattarella, Giovanotti, Carlo Conti, è stato bellissimo ricordarlo dopo 10 anni che era andato lì, cioè è bello. Una grande amicizia con Lorenzo Cherubini, che lo ha ricordato ai suoi concerti. Io sentivo che questo corpo unico al mondo era un corpo pieno di vita. E una cosa è certa: Sammy ci sarà sempre. Bisogna, perché quello che ha fatto Sammy fino al suo ultimo giorno deve continuare ad esserci. Noi dobbiamo continuare a portare avanti i suoi progetti, quello che a lui dava tanto, e dunque per forza sempre. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.